Questa settimana inizia il campionato. Il vostro primo appuntamento? Domenica riposto alle 18:30. Domenica, quindi giocate in trasferta. Siamo in trasferta. Che aspettative hai per questa partita? Dovrebbe essere sulla carta abbordabile, perché affrontiamo una squadra giovane, con nessun elemento particolarmente esperto. Ci sarà da correre ovviamente, però dovremmo essere favoriti sulla carta. Su quale giocatrici pensi di contare per questa prima partita? Questa partita in generale per il campionato, ovviamente sul gruppo, in particolare su Cutugno, che è quella più esperta e anche attualmente la giocatrice più forte che abbiamo, quindi mi aspetto da lei che si faccia vedere la differenza. Ecco. Quando dovrete affrontare squadre invece come Partinico o Odysseus o comunque le squadre di Palermo, che generalmente sono squadre abbastanza ostiche e complicate. Odysseus, quella più forte penso in tutti. Secondo me è la favorita l'Odysseus, anche vedendo che ha nel roster gente come Dominguez, Kramer, Arrigò, gente che potrebbe giocare tranquillamente in A2 se non fossero straniere. Lavoriamo e cerchiamo di fare la nostra figura. Comunque abbiamo completato il roster anche noi e dovremmo essere competitivi, non per la vittoria finale magari, ma per... Quindi gli obiettivi di quest'anno... Ci giocheremo tutte le partite. Gli obiettivi di quest'anno vostri quali sono? Dal terzo posto in su magari è troppo, però minimo il terzo posto. Ecco. Cercheremo di battere le giovani del riposto. I pretendenti di Sì, quelle diciamo medio-alte, ecco, magari proveremo a giocarcela con le più forti, se riusciamo a fare qualche sorpresa. Nei derby con la Lazur? Sì. Non dico che ci saranno motivazioni particolari perché 4 nostre giocatrici sono passate alla Lazio, ma c'è grande affetto comunque nei loro confronti, ecco, non c'è nessuna rivalsa, ecco. Hanno fatto una loro scelta, per tanti anni ci hanno dato una mano, hanno contribuito a fare bella figura in tutti questi anni, quindi gratitudine, affetto e in bocca al lupo. Ma come le vedi la Azzurra e il Valverde anche? Valverde non la conosco bene come squadra, non so chi hanno preso, so che hanno preso Cappello, che comunque è un buon elemento, con una certa esperienza, però non so chi altro hanno attualmente. La Lazur sulla carta è una buonissima squadra, certo l'età hanno alzato ora loro parecchio l'età media. Se riescono ad assemblarsi bene possono fare un gran bel campionato, perché gli elementi di valore ce l'hanno tecnicamente parlando. Tutto sta a come si amalgama la squadra, a come si integrano le nuove con chi già c'era. Una ragazza del vivaio. Bene. Valentina Cutugno, giocatrice che viene dalla 1 da Priolo, che ha giocato in B1 con la Lazur e la Rainbow, in B2 con la Lazio. Sì. Quest'anno giocherà in Serie C. Come si reinventerà in questa serie? Non ne ho la minima idea, penso che le prime partite saranno quelle per prendere le misure e poi cercherò di guidare la mia squadra fondamentalmente, perché sono la grande, quella che ha esperienza, quindi cercherò di fare il capitano di questa squadra. Quindi sai che ha un ruolo importante all'interno per la squadra. Sì. Per quanto riguarda il tuo gioco, sicuramente Dario ti chiederà di fare canestro, di farne tanti canestri, però se c'è una compagna su cui pensi di poter contare maggiormente, quale potrebbe essere secondo te? Se ce n'è una o pensi che tutto il gruppo potrebbe... Vabbè, sicuramente Diana di Stefano è una sulla quale posso contare, ma poi tutto il gruppo, perché non ce n'è una che nota più di un altro, che dà più di un altro, si impegnano tutte allo stesso modo, ognuno a suo modo, quindi Diana sicuramente mi darà una grande mano perché
Valverde conosce già da tempo, ha anche più esperienza. Quindi che ruolo pensi potreste avere? Noi, se siamo tutte nella giornata giusta, potremmo dare fastidio a qualcuno. Poi si vedrà, ancora non sappiamo, non abbiamo fatto neanche un amichevole, quindi non ci siamo neanche provate in campo, sul campo. Domenica sarà la prima partita. Ovvio, totale. Allora, Per quanto riguarda le altre due squadre catanesi, oltre riposto, che giocherete domenica, l'Azzurro e il Valverde, come le vedi nel campionato e all'interno del loro gruppo? vabbè, l'Azzurro la vedo come la testa di serie di questo campionato. Anche se mi hanno detto che c'è la squadra di Palermo che è messa, di Messina che è messa. Anche Palermo. Però già campionato. Quindi no, l'Azzurro è una buona squadra, ha già un gruppo, ma qui ci sono tutte altre valide persone sicuramente. Valverde non so molto, adesso voce di corridoio, Coppa è stato, c'è, però non ne ho idea, penso un po' come noi, come squadra, cioè una squadra che si dovrà provare in campo, siamo una squadra precedente. Va bene. Bene, allora come vedi la tua squadra? Come affronterà quest'anno la Serie C il Valverde? Allora, questa per me è la prima esperienza con una squadra femminile. Dopo aver fatto molta gavetta nei campionati maschili, ho avuto questa opportunità e mi sono messo in gioco con le ragazze e quindi siamo qua oggi con la prima contro la Lazio. È una squadra molto competitiva con 5 ragazze che già hanno esperienza in questo campionato e speriamo di fare un campionato, di piazzarci al ridosso della Lazio o del Messina. Giulio Cappello, appena arrivata al Valverde, dimmi un pochino cosa ne pensi della nuova squadra e cosa ne pensi di questo tuo campionato. È un campionato abbastanza impegnativo, io sono l'ultima arrivata, sono stata accolta molto bene nella squadra, siamo una squadra abbastanza unita, ci stiamo allenando tanto e cercheremo di dare il massimo in ogni partita. Questa è una partita abbastanza difficile perché comunque è una squadra retrocessa dalla Serie B, per cui sarà un po' più impegnativa delle altre e cercheremo di fare il meglio. Perfetto. Gianni Catanzaro, allora cosa ne pensi di questa Lazio che si appresta a iniziare il campione di Serie C? Questa Lazio è una Lazio nuova in un certo senso rispetto a quelle degli anni scorsi, è una Lazio fatta non solo di giovani ma anche di ragazze esperte, non vorrei dire anziane perché non è una cosa offensiva, ma di ragazzi esperti che comunque hanno militato in campionati di alta categoria, di altre categorie che daranno una mano a tutto il gruppo a crescere, piccole comprese. Diciamo c'è una novità in più rispetto agli scorsi anni, non siamo solo giovani ma un mix di giovani ed esperti che spero possono aiutare a fare bene per tutto l'arco del campionato. Perfetto, ci saranno altre due catanesi dei dintorni, l'Elefantino e il Valverde, cosa ne pensi di queste due squadre? Sai qualcosa? Ma guarda, l'Elefantino lo conosciamo perché insomma l'abbiamo già incontrato l'anno scorso nel campionato di B, conosco bene la squadra anche se alcune giocatrici che avevano l'anno scorso ce le di adesso, loro in compenso hanno Valentina Cutugno che era una mia giocatrice dello scorso anno, quindi si sono sicuramente forse indebolite da un lato ma rinforzate con Valentina dall'altro e poi so che hanno una serie di giovani, di ragazze piccole ma che stanno crescendo bene e che comunque faranno una loro bella figura in questo campionato di Serie C. Il Valverde onestamente lo conosco poco, se non per qualche amichevole che abbiamo fatto l'anno scorso con loro. Credo che sia una squadra anche questa fatta da un mix di ragazze un po' più mature che vengono dal circondario, insomma da Cireale, paesi limitrofi e quindi anche loro insomma, credo che daranno il loro contributo a far sì che questo campionato di Serie C quest'anno non sia diciamo, di livello come l'anno scorso ma un po' più elevato, diciamo, un po' di stranieri che l'anno scorso non c'erano, insomma speriamo di fare un bel campionato, tutte e tre le catanesi, poi chiaro, io spero molto più per la mia catanese che non per le altre due, però vabbè, fa parte del gioco. Sì. Che siamo l'outsider del girone tranne quelli del Messina, l'altra squadra messinese, l'Odisseus, e che quindi ci giocheremo il campionato, penso lì. Il campionato dipenderà da come giocheremo noi, non dalle avversarie, insomma. È una bella squadra perché c'è un mix di giovani e di esperte e quindi
speriamo che funzionerà con Gianni e Galatà che ci orchestrano. Perfetto, cosa ne pensi di Valverde Elefantino? E diciamo che no, che penso più alla mia squadra, sono una che pensa sempre più alla sua squadra che non agli altri, perché dipende sempre da come giochi tu, no? Non dagli altri. Perfetto.